Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Notte di fuoco in un'azienda geotecnica a Palermo, poco distante dalla discarica di Bellolampo, dove un incendio per cause ancora da definire ha avuto modo di manifestarsi tra fumo denso e richieste di spegnimento. Il bilancio è di ingenti danni economici per le numerose balle di fieno distrutte insieme a un vitellino morto avvolto tra le fiamme. Amministrazione straordinaria per la Lukoil di Priolo Gargallo, lo ha stabilito il decreto legge sulla tutela degli interessi nazionali dei settori produttivi strategici. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, a seguito del provvedimento adottato ieri sera in Consiglio dei Ministri, si è dichiarato soddisfatto della rapidità di intervento messa in atto per la questione più bollente di Siracusa e dintorni. I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione alla misura cautelare reale del sequestro preventivo delle quote di una società trapanese che gestisce in città un noto cantiere navale ed un'annessa struttura ricettiva. Il provvedimento è scattato nei confronti del titolare di una ditta individuale risultata inosservante agli obblighi di versamento delle imposte per oltre 1.900.000 euro, di cui è intervenuto il fallimento. Sarà effettuata la proroga per la sezione distaccata del Tribunale di Lipari, che doveva cessare la propria attività il prossimo 31 dicembre. La notizia porta il sigillo del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che intervenendo nel question time al Senato ha evidenziato che la proroga di un anno è stata inserita nel decreto mille proroghe. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.